Opposizioni compatte sulla vicenda stadio, la posizione comune è chiara, è stata depositata la richiesta di convocare un consiglio comunale straordinario nel quale il sindaco Giordani e l'assessore Bonavina, entrambi indagati, chiariscano i fatti e comunichino quello che sanno dell'indagine, compresa l'ipotesi di reato. Chiediamo ciò che è nostro dovere fare, quindi una convocazione urgente del Consiglio Comunale dove vengano spiegati i fatti accaduti, partendo dall'inizio e quindi comprendendo anche le numerose interrogazioni che io personalmente e tutti altri componenti dell'opposizione abbiamo fatto. Non mancano le sfumature, la Lega chiede che Bonavina rimetta le deleghe, Fratelli d'Italia va anche oltre. Abbiamo un assessore con la delega alla legalità, alla trasparenza, agli impianti sportivi, all'avvocatura civica che è indagato per questo cantiere della Curva Sud. Noi ovviamente chiediamo al sindaco, che a sua volta è indagato, di fare un atto politico, cioè di ritirare le deleghe a questo assessore, non potendole avocare a sé perché anche egli appunto è indagato, conferirle al vice sindaco nel frattempo che la magistratura ci dirà se c'è colpevolezza o innocenza. L'opposizione spiega che con un quinto delle firme dei consiglieri il presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di procedere con la convocazione entro 20 giorni.